Mercoledì 25 gennaio presso l'Autodromo Adria International Raceway la conferenza di presentazione a stampa autorità e appassionati dell'attesa edizione 2017 del Rally Polesano che lunedì prossimo apre le iscrizioni. Numerose le novità che verranno svelate di volta in volta, ad iniziare dal quartier generale ospitato presso il prestigioso Autodromo Adria International Raceway. Il moderno complesso di Cavanella Po metterà a disposizione gli spazi per le operazioni di verifica, parco partenza, riordino notturno e parco chiuso finale, oltre ad ospitare la direzione gara e la sala stampa. Abbiamo voluto intervistare Mario Altoè, responsabile dell'autodromo, perché ci descriva appunto le caratteristiche di questa importante eccellenza polesana. Mario Altoè per parlare di un'eccellenza del Polesine, siamo qua a Adria Racing, spiegaci da quanti anni siete qua, che tipo di pista è e perché è fatta in Polesine. Polesine penso che in Veneto sia una delle poche zone dove si possono costruire strutture di questo tipo. Noi siamo qui dal 1999-2000 abbiamo iniziato a costruire e la pista è partita dal 2001. Questa nuova pista di kart invece è una nuova nascita da novembre 2014 e quindi è un'iniziativa nuova. Sta avendo grosso successo, abbiamo delle collaborazioni a livello mondiale, quindi delle gare internazionali importanti. Questo weekend c'è una tappa del campionato italiano karting dove c'è l'eccellenza del karting, quindi viene qui a correre in quest'area qui. Ecco, difficoltà a lavorare in Polesine con gli amministratori, con tutto quello che segue, la burocrazia, come ti sei trovato? Difficoltà di lavorare in Italia ce ne sono dappertutto, siamo stati accolti bene, anche se non è stato facile far capire cos'è un autodromo, che non è solo un nastro d'asfalto dove ci sono auto rumorose o attività di un certo tipo. Facciamo molta attività di prevenzione, corsi guida sicura auto, moto, attività incentivi, quindi molte aziende a livello internazionale vengono qui a presentare i propri prodotti con un indotto importante anche di fuori del territorio della nostra struttura, quindi dormono, mangiano, si muovono nel territorio. E, ripeto, in Italia è un momento un po' difficile, speriamo passi presto, e siamo stati capiti abbastanza bene. Ecco, secondo te a livello marketing territoriale è importante una struttura come questa? Cioè ha portato, parlavi tu di un indotto, ma le realtà turistiche della zona l'hanno percepito, l'hanno capito? Qualcuno la sfrutta, la nostra struttura va sfruttata perché può essere a completamento di altre attività tipo alberghiero, tipo insomma industriale, perché chi ha un'industria, parlo delle cartiere del Polesine, parlo di altre aziende, porta i clienti a visitare l'azienda e gli fa fare anche qualche attività da noi, quindi gli fa vedere un'attività diversa da quella che sta vivendo. Il territorio del Delta del Po non lo conoscevamo fino a quando non siamo stati qua, è un territorio stupendo, va valorizzato. Noi diamo quel poco per valorizzarlo un po' di più. Adria tanti non la conoscevano, adesso la conoscono perché c'è l'autodromo e di conseguenza viaggiano anche nel territorio. L'ultima domanda, i vostri competitor cosa sono? Vallelunga, Monza, chi in particolare secondo te? Beh, siamo abbastanza spalmati nel territorio. In Italia di autodromi importanti ce n'è una decina che varia dal nord-est al nord-ovest, centro e sud Italia, e la federazione coordina un po' questi impianti per svolgere le varie attività. Diciamo i competitor del nostro livello ce ne sono 3 o 4, però siamo abbastanza spalmati, riusciamo a dividerci i lavori insomma abbastanza bene. Tu di dove sei? Originario di? La mia famiglia è della zona di Treviso, quindi Conegliano precisamente, e siamo trapiantati qui. E conoscevi il Polesine o è stato un amore a colpo di fulmine? No, lo conosco perché c'è la pista di Adria. Ma prima? No, non lo conoscevo perché non è un'area frequentata da noi, quindi insomma chi vive in questi paesi o anche da noi non si muove tanto. Lo conoscevo perché c'era il Rally del Pane, quindi lo conoscevo sempre per un'attività sportiva, venivo a vedere il Rally del Pane.